Ieri noi cristiani abbiamo celebrato una festa importantissima, la festa della Pentecoste, 50 giorni dopo la Pasqua, ricordando la discesa dello Spirito Santo sugli apostoli riuniti con Maria nel cenacolo. Un evento che si ripete continuamente nella Chiesa, il dono dello Spirito, il dono fatto dal risorto ai Suoi il giorno di Pasqua. Questi 50 giorni nella vita della Chiesa sono come un tutt'uno e infatti il Vangelo che è stato proposto ieri dalla liturgia ci riportava proprio nell'intimità del cenacolo, quello stesso giorno, il giorno della risurrezione, quando Gesù, apparendo ai Suoi, li saluta con quelle parole meravigliose di cui sentiamo tanto il bisogno: pace a voi, pace nei nostri cuori, pace nelle nostre famiglie, nella nostra scuola, ma soprattutto pace nel mondo, in un mondo che sembra sempre più teso a vivere la dimensione del conflitto, dello scontro, piuttosto che a ricercare le ragioni della pace. È stata una Pentecoste particolare per tante delle nostre parrocchie, in cui si sono vissuti i sacramenti della iniziazione cristiana, la cresima, appunto il dono dello Spirito, e molte prime comunioni. Ma soprattutto è stata Pentecoste per la nostra Chiesa di Padova. Ieri pomeriggio il Vescovo Claudio ha ordinato 3 giovani preti per la nostra diocesi. E come già ricordavo la settimana scorsa, uno di loro è stato anche nostro alunno qui al Barbarigo. Vi confesso che è stata un'emozione grande, soprattutto il momento nel quale anch'io ho potuto imporre le mani sul capo di questi 3 giovani. Davvero è una cosa straordinaria vedere 3 ragazzi promettenti, capaci, che donano la loro vita per il servizio al Signore Gesù e alla Chiesa. Questo ci interpella molto sul piano delle nostre scelte di vita, ci interpella sulla nostra capacità di donarci agli altri. E allora vorrei concludere con la domanda che Papa Francesco ha rivolto a ciascuno di noi ieri durante la messa di Pentecoste celebrata a San Pietro. Ma tu, che cosa ne hai fatto della tua cresima? Che cosa ne hai fatto del dono dello Spirito nei sacramenti che continuamente sono il segno della presenza di Gesù in mezzo a noi? Rispondere a questa domanda significa rispondere alla nostra vocazione. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.